È iniziato dalla sua abitazione l'ultimo viaggio di Nicola Tognana, attraversando i vicoli di quella Treviso che amava tanto. Accanto a lui la moglie Maria Paola, i figli Gaia, Mattia e Filippo e i nipoti stretti in un abbraccio come a sostenersi l'uno all'altra, e poi gli amici e i dipendenti, in mano una rosa rossa. Il corteo funebre ha attraversato il centro della città fino al Duomo, dove Don Mario Salviato ha concelebrato insieme a Don Gianni e Don Silvano le esequie. In cattedrale molta gente comune e poi numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale veneto e trevigiano. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, Mario Moretti Polegato e Andrea Tomat, l'amico Luigi Brugnaro, il presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, Mario Pozza, e ancora Remo Mosole, e poi gli ex vertici degli industriali trevigiani, da Maria Cristina Piovesana ad Alessandro Vardanega, Giuseppe Milan, e naturalmente il sindaco Mario Conte e l'assessore Vettoretti. Durante l'omelia Don Salviato si è rivolto a chi ha condiviso tratti di strada con Tognana. La stima, ha detto nei suoi riguardi, l'apprezzamento per ciò che è stato sono sentimenti che abbiamo tutti nell'animo, riconoscenza e gratitudine perché Nicola ha lasciato un segno, prima di tutto nella sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto, e poi il segno lasciato in tante persone con cui ha condiviso una parte della sua vita. Le responsabilità in ambito nazionale come vicepresidente di Confindustria, in ambito provinciale alla guida di un'industria a Treviso prima e poi della Camera del Commercio, non l'hanno mai distolto dal fatto di essere una persona capace di umanità, di dialogo, di collaborazione. È stato un segno anche per Treviso, una città che ha amato, ha detto Don Mario. Da imprenditore ha cercato di agire sempre per il suo sviluppo, tutto questo, fino ad entrare in un'altra pagina imprevista della sua vita, in cui ha dovuto affrontare una malattia che lo ha debilitato, malattia che ha affrontato con dignità. Lui che veniva dal mondo delle fornaci, della produzione di materiale per l'edilizia, per costruire le case degli uomini, case che durino, ahimè. La malattia ha vissuto in prima persona la fragilità. L'ultimo saluto, quello di Daniela Gibbina, a nome dei lavoratori del gruppo Tegolaia. La sua capacità di navigare in mari diversi, reggendo sempre solidamente il timone, ci ha dato la possibilità di lavorare in modo sereno e sicuro. Uomo ironico, curioso ed attento all'ascolto, che aveva dentro di sé bontà ed onestà. Un imprenditore lungimirante, che il passaggio da questa terra le sia lieto, caro dottore. I suoi collaboratori del gruppo industriale Tegolaia. Grazie. E l'ultimo gesto, proprio quello dei suoi collaboratori, con quelle rose rosse poggiate sopra il feretro, prima della partenza verso il cimitero di San Lazzaro.